Cari telespettatori, rieccoci, ricominciamo con i nostri appuntamenti freschi con FNP CISL, Sindacato dei Pensionati della CISL del Veneto, e quest'oggi incominciamo con un tema di estrema urgenza, di attualità. Poco se ne è parlato, ma c'era l'estate, tant'è, è entrato in vigore a luglio 2019, si tratta di una legge regionale del 2017, la numero 39, legge regionale quindi riguarda la regione del Veneto, ma è una legge molto importante perché riguarda gli alloggi popolari, le case popolari cosiddette. Che cosa cambia e perché sono coinvolti in qualche modo e si fanno promotori di questo i pensionati della CISL? Perché riguarda tantissime persone anziane in difficoltà, con pensioni minime, in situazioni molto fragili che alloggiavano fino a ieri pagando anche relativamente poco, tutto in proporzione naturalmente. Si trovano con dei cambiamenti di carattere economico molto rilevanti. A risolvere i problemi, a sollevare le questioni, SICET, che è il sindacato invece degli inquilini della CISL, protagonista odierno per raccontarci questa situazione che si sta verificando, questo disagio, un caos sostanzialmente. Abbiamo Pietro Scomparin, grazie di essere qui con noi, che lei è segretario generale della SICET del Veneto, CISL. Allora, prima di incominciare a raccontarci per filo e per segno cosa sta succedendo, prospettive, sviluppi, eccetera, ci racconti la SICET che cosa fa? Il SICET è il sindacato degli inquilini. Noi operiamo all'interno della grande casa che è la CISL confederale. Abbiamo nostri sportelli dove ci accogliamo il pubblico dando tutti i nostri servizi di assistenza, in particolare quello che riguarda l'assistenza sui contratti di locazione per verificarne la regolarità. Nel caso in cui questi contratti non vengono rispettati abbiamo anche i nostri uffici legali che danno l'assistenza appunto agli inquilini. Pensate un po' a tutte le questioni che riguardano i condomini, per cui anche le liti certe volte che scattano sulle spese che vengono addebitate, per cui verifichiamo anche i conteggi che vengono fatti dai singoli condomini in base ai costi che vengono imputati sulle spese condominiali. E dopo c'è tutta questa attività anche che riguarda gli alloggi popolari, per cui presentiamo le domande per il concorso ai bandi che vengono emanati dai comuni. Mi viene in mente la questione più semplice: quando si rompe una caldaia, che magari il proprietario non vuole cambiare la caldaia, interveniamo nei confronti sia dell'ATER che del proprietario privato. Ecco, questo è solo una sintesi delle tante attività che svolgiamo nei nostri sportelli. Siamo presenti in tutto il territorio del Veneto con le nostre presenze, con i nostri operatori, e ci facciamo aiutare dal servizio casa del CAF della CISL del Veneto per quanto riguarda invece proprio la stipula dei contratti di locazione. Nel senso Quindi che anche la stipula, che è una fase sì, molto importante. la stipula, perché oggi i contratti devono rispondere a certi requisiti se ad esempio vogliono poter avere uno sconto dal punto di vista della fiscalità, nel senso che noi come sindacato degli inquilini diamo le attestazioni ai contratti, vuol dire che sono corretti. In questo caso gli vengono riconosciute delle agevolazioni fiscali, per cui si pagano meno tasse sui canoni di locazione. Perfetto, questo quindi è la vostra attività ordinaria, però c'è anche attività straordinaria, quindi quando qualche cosa che riguarda il mondo degli inquilini non va bene o crea danni o disagi, visto che siete anche sindacato, voi intervenite, cioè vi sollevate, vi fate portavoci di queste istanze. Certo. E qui cosa è successo? Beh, riguardo a tutta la questione degli ATE, per cui edilizia residenziale pubblica per la verità, noi siamo stati coinvolti dalla Giunta regionale del Veneto ancora nel 2017 in fase di stesura della legge. Siamo stati sentiti come organizzazioni sindacali e in quell'occasione noi avevamo ribadito due concetti principalmente. Uno, abbiamo chiesto che non si faccia più solo riferimento al reddito familiare per quanto riguarda, per calcolare il canone di locazione degli assegnatari, ma bensì dell'ISEE. L'ISEE tiene conto anche del patrimonio, cioè di quanti soldini questi inquilini hanno in banca. Perché? Perché se andiamo a calcolare solo ed esclusivamente il reddito familiare, cosa succede?
che non sempre uno vive solo di reddito dimostrabile, per cui ci sono persone che hanno anche tanti soldini all'interno degli istituti bancari ed è giusto che insomma le case siano date alle popolazioni meno abbienti, ai cittadini meno abbienti, meno fortunati del nostro territorio. Per cui abbiamo chiesto questa questione, per cui l'applicazione dell'ISEE e appunto che queste case siano riservate alle persone che hanno più difficoltà, le meno fortunate della nostra società. Che sono stati fissati dei parametri? Ecco, qui è la nota dolente, nel senso che dopo questa audizione che abbiamo avuto in Regione Veneto, dopo un po' velocemente ad ottobre del 2017 hanno approvato la norma, noi eravamo anche presenti lì ai lavori dall'alto come spettatori alla normativa, però insomma cosa è successo? Che la norma, la legge, ha stabilito che ci fosse un regolamento a parte che doveva essere approvato a cura della giunta regionale. Perché c'è stata questa decisione? Anche su questo noi per la verità eravamo d'accordo. Perché non sapevamo che ricadute avrebbe potuto avere la legge e avevamo necessità di avere uno strumento più snello per adeguare eventuali correzioni in corso d'opera. Per cui è stata approvata la legge e si è dato mandato alla Giunta entro un anno ad approvare il regolamento che è stato approvato l'anno successivo, però anche in questo caso non era chiaro le modalità con cui venivano calcolati i canoni. Noi abbiamo chiesto a gran voce più volte sia all'assessore Emanuela Lanzarin ma anche ai funzionari della Regione di metterci nelle condizioni di capire esattamente come viene calcolato questo calcolo, perché è un algoritmo, è abbastanza complesso, nel senso si tengono in considerazione diversi aspetti. Ecco, dove ci sono delle slide di supporto lei le chiami, mi raccomando, quindi che aiutiamo i nostri telespettatori a comprendere meglio. È stato fissato anche un limite massimo entro il quale è possibile stare per ottenere queste agevolazioni, cioè questo canone? Sì, anche qua credo da qui è nato l'equivoco, nel senso che all'inizio avevamo individuato questo limite ISEE che non doveva superare i 20.000. Ecco, qua vediamo il numero di alloggi popolari in Veneto intanto, no? Sì, ecco, su alloggi popolari va fatta una distinzione, ci sono case attere e alloggi comunali come risulta appunto dalla slide, che però questo regolamento vale per tutti, sia per gli alloggi comunali che per le case attere. Lì in quell'occasione si è stabilito questo limite di 20.000, però la Regione 20.000 euro. 20.000 euro, sì, doveva essere risultato ISEE. Però la Regione ha chiamato la normativa, cioè questo limite che non si doveva superare di 20.000, era riferito all'ISEE ERP. E tutti si chiedevano, anche i consiglieri regionali, si chiedevano ma cosa sarà questo ISEE ERP? Se lo chiedevano anche loro, immaginiamoci i cittadini. Sì, anche loro che hanno approvato la legge. E cosa abbiamo scoperto? Che dall'ISEE, dal calcolo dell'ISEE che li fanno i CAF, quando si fa il calcolo dell'ISEE si inseriscono anche le detrazioni relative al canone d'affitto. Cioè se io pago il canone d'affitto il mio ISEE si riduce. Ok. La Regione ha inteso neutralizzare questa riduzione. Quindi non calcolarla. Non calcolarla. E ci ha specificato dicendo perché vogliamo mettere tutti nello stesso piano, sia chi paga il canone di affitto e chi non paga il canone di affitto. Nel senso che quando fanno la domanda per accedere a un bando, per essere al netto è per essere al netto. Noi abbiamo detto sì, probabilmente va bene per chi fa la domanda per avere una casa, un alloggio, ma per tutti quelli che sono dentro che senso ha? Questa cosa però l'abbiamo capita solo ora, perché oggi se uno paga 2.000 euro di canone anno dell'alloggio popolare e con la nuova normativa ne paga 4.000, il suo ISEE non si abbassa e loro avevano previsto appunto che ci fossero questi aumenti dei canoni di affitto e non vogliono assolutamente che possa abbassarsi in virtù del maggiore canone che pagano. Questa è la motivazione principale.
perché si poteva lasciare sì, che ci fosse neutro nel momento in cui tu fai la domanda di alloggio popolare, ma per tutti chi è dentro è giusto che ci siano queste detrazioni e poteva essere tranquillamente applicato solo ed esclusivamente l'ISEE. Ecco. Però si volevano sgominare i furbetti, no? Che erano nato Sì, da ma questo. i furbetti si trovano attraverso l'ISEE, perché nella domanda ISEE, nel calcolo dell'ISEE, tu devi denunciare il patrimonio mobiliare. Anche se non lo denunci si trova lo stesso oggi, nel senso che i CAF con la banca dati che hanno individuano sicuramente, e questo l'abbiamo visto anche noi, nel senso che nei nostri uffici si sono presentati in questa fase diversi inquilini con centinaia di migliaia di euro in banca, e a questi gli abbiamo detto: guardate, non siamo nelle condizioni di potervi difendere. Congruamente. Qua vediamo dalla slide, alloggi popolari in Veneto sono 42.590 gli inquilini, 2.000 per 857 non hanno presentato i documenti. Non hanno presentato la domanda ISEE. E questo lascia presupporre che non possono. Sono tanti però 2.800 che magari stanno in questi alloggi, sì, ma senza. Siamo arrivati a quel numero di 2.800 nell'arco di 2 anni, nel senso che erano molti di più. A son di solleciti si sono ridotti di questo numero. Ecco, per questi purtroppo io colgo anche questa occasione di questa trasmissione per dirgli, se non hanno ancora presentata, che si affrettino, perché è probabile che gli arriverà in automatico la decadenza del diritto all'alloggio, proprio la decadenza del diritto all'alloggio. Il problema è magari quelli che sono in buona fede, la persona molto anziana, da sola e tutto, che non è in grado di farlo, quello è un po' il problema. Però in questo caso possiamo suggerire di rivolgersi direttamente ai CAF, quindi. Sono i CAF che fanno le domande ISEE, si rivolgono ai CAF immediatamente e corrono immediatamente a portare appunto il calcolo dell'ISEE agli ATER. Perché già sapevano che dovevano fare sta cosa, anche perché ogni anno dovevano presentare i redditi. Adesso non presentando più i propri redditi, ma la dichiarazione ISEE, comunque dovevano presentare qualcosa. Il fatto di non presentare niente. In ogni caso a questi gli sono arrivate le comunicazioni con i nuovi canoni, e i canoni sono al massimo perché non hanno presentato appunto la dichiarazione ISEE. Chiaro. Alloggi popolari in Veneto, io vedo qui, possiamo mettere magari un'altra slide perché è anche interessante questo spaccato che è stato elaborato, la fonte Regione del Veneto, un comunicato di agosto ancora, quindi un periodo in cui magari molti non l'avranno sicuramente visto. Abbiamo 39.733 inquilini in regola coi documenti. Ce lo racconti meglio lei, ce lo spieghi ancora meglio, perché 5.283 con ISEE superiore a 20.000 euro e quindi non avrebbero diritto, 33.900 con ISEE inferiore a 20.000 euro, che hanno diritto quindi a questo canone ridotto e canone minimo, sono i due parametri, ci dica. Sì, allora, in virtù del limite dei 20.000 euro, oggi risultano appunto quei 5.900 e 823 assegnatari che teoricamente dovrebbero abbandonare l'alloggio. Teoricamente. Dico teoricamente, e anche in questo caso colgo questa trasmissione per tranquillizzare, nel senso che come sindacato degli inquilini faccio parte appunto del tavolo tecnico di monitoraggio regionale, che stiamo monitorando la situazione, sia noi del sindacato degli inquilini che sono presenti a questo tavolo, come i direttori delle ATER, i rappresentanti dei comuni e appunto l'ufficio regionale preposto. Siamo tutti all'unisono nel dire che questo limite vada innalzato. Io non so a che livello sarà portato, noi siamo per chiedere che venga innalzato a 25-26 mila euro questo limite. E in questo caso molti assegnatari potranno stare tranquilli, perché nel caso non si dovesse riuscire ad innalzare questo limite dovrebbero abbandonare l'alloggio nell'arco di 2 anni. Ok, ma sono persone che potrebbero sostenere canoni diversi? Sì, gli sono già stati comunicati i canoni, sono in grado di sostenere canoni diversi. Perché siccome io qua so che c'è un numero importante, magari se me lo dice lei, di potenziali assegnatari per i quali non c'è alloggio. Sì.
Magari sì, poveretti sti qua sono sotto i 20.000, altri che sono sopra i 20.000 stanno a casa, gli altri invece sono là ad aspettare. è vero, però in questo caso io capisco anche l'intervento della Regione, ma si è cercato di trovare un equilibrio, nel senso che oggi il sistema non sta in piedi. La riforma era indispensabile. Sì, senza dubbio, perché vabbè, non ci possono essere all'interno delle case degli alloggi popolari solo e esclusivamente persone indigenti, perché altrimenti non ci sono, come succede, le risorse per ripristinare gli alloggi, per recuperare gli alloggi, per manutentare gli alloggi. Perché queste spese sarebbero a carico Sì. parte dell'inquilino? No, le spese sono a carico degli ATER, ma se i canoni che incassano sono bassi, non ce la farà mai. Non ce la faranno mai. E in questa... ma queste persone sotto soglia, 14.000 rotti sotto soglia, in attesa magari... Allora, quelli in attesa sono persone che hanno fatto il bando perché gli venga riconosciuta una casa popolare. Però non si sa effettivamente. Non si sa al momento okay. dove stanno vivendo. E poi sai, puoi immaginare che ci siano diverse persone che vorrebbero avere la casa popolare, fanno la domanda, ma nel momento sono magari in locazioni private, per cui al libero mercato. Chiaro. Qual è la difficoltà, quali sono le difficoltà che emergono ulteriori per quanto riguarda i pensionati nel calcolo ISEE? Allora, tutti i pensionati che si sono rivolti ai nostri uffici da luglio, ma anche ad agosto e il mese di settembre. Guardi, io in queste settimane sto facendo proprio assemblee nei quartieri popolari direttamente con questi assegnatari e la maggior parte, posso assicurare, sono pensionati. Tutti mi dicono la stessa identica cosa. Noi ci siamo messi da parte 4 soldi, sul 4 dopo ognuno intende quello che vuole, ma insomma si sono messi da parte un po' di soldi perché non sanno fino a quando saranno autonomi e dicono: se io domani devo andare in una casa di cura, che mi devo pagare la retta, se ci ammaliamo, che facciamo? Noi siamo sempre stati abituati a risparmiare, oggi veniamo penalizzati per queste risorse che abbiamo da parte. Perché tornando alla slide che è andata in onda poco fa, che non abbiamo commentato, l'aumento sarebbe rilevante, no? Sì. L'aumento però anche qua lei sta sì, sulla slide si vede la media, però se andiamo a visualizzare, non so se ce la fanno vedere, la slide numero 6, possiamo verificare che in alcuni territori l'aumento è molto più consistente. Mi viene in mente a Treviso, dove l'aumento medio è pari all'81%. Caspita. Significa, non dico quasi raddoppiato, ma vi posso ecco, questa è la slide. In alcuni casi, in diversi casi, insomma, mi sono trovato di fronte a inquilini che pagavano 150 euro col vecchio canone e oggi pagano 450-500 euro col nuovo canone, per cui si avvicinano anche alle condizioni del libero mercato. E questo è estremamente preoccupante. Allora una delle proposte che faremo a questo tavolo regionale sarà proprio anche quello di dire che qui ci vuole un intervento atto a ridurre e comunque a posticipare nel tempo eventuali aumenti. Questi aumenti devono essere graduali nel tempo. Non è possibile che insomma, ci siano questi aumenti del 300% sui canoni in tempi così ravvicinati. Quindi bisogna dare uno scaglione. Ecco, la cosa che è importante secondo me tra le problematiche che le chiedevo prima comunque emergono che i pensionati superano molte volte l'ISEE e ERP con il TFR. Sì, è vero questa cosa. Che poi ci sono i pensionati che vivono in alloggi molto grandi, che sono rimasti da soli, allora, che ci sono case fatiscenti, problemi di manutenzione, riscaldamento, eccetera, e case che avrebbero bisogno di interventi importanti che non è possibile fare, come anche tanti purtroppo sono sfitti, fatiscenti e sfitti. Allora, gli alloggi sfitti sono sfitti perché non sono idonei a essere occupati. Fatiscenti, cioè proprio ma sì, ma nel senso che le ATER purtroppo sono in grosse difficoltà economiche e non sempre sono in grado di intervenire per ripristinare gli alloggi.
e questo è un grosso problema. Ecco perché le dicevo che si è cercato di trovare un equilibrio nella riforma a livello regionale. Cioè, portando anche questi aumenti, si presume di essere nelle condizioni di recuperare più alloggi. Seconda questione, sui risparmi. Ci sono molti pensionati che mi dicono appunto, ma è il mio TFR, ma c'è anche l'altro che mi dice, ma sono i miei risparmi che ho messo da parte una vita. Allora, che quei risparmi si chiamano TFR o siano stati messi da parte euro dopo euro in una vita, sono sempre soldini che vengono tenuti in considerazione. Io credo che fino a una certa cifra sia comprensibile che ci siano anche per chi vive negli alloggi popolari, oltre una certa cifra assolutamente no. Ecco, secondo me la differenziazione deve essere questa. Chi ha disponibilità economiche deve necessariamente andare nel libero mercato e lasciare libera la casa per quei 14.000 che diceva lei che sono in attesa da tempo. Che devono essere vagliati, che devono rientrare nei parametri. Fanno parte di una classifica, nel senso di una gradatoria e sono in attesa che si liberano questi alloggi. No, anche la cosa paradossale, adesso questo è il livello Veneto, magari sono situazioni diverse, ma in tante regioni si verifica anche questo, che ci sono persone che entrano in un alloggio popolare perché hanno una situazione economica, poi questa cambia progressivamente, i figli iniziano a lavorare, la moglie trova occupazione, per fortuna, e invece che essere un tampone momentaneo, questi vita si stabiliscono lì e stanno... Questo non succederà più. Perché però succede anche da noi, comunque ci sono sì, ma adesso non succederà più perché comunque questi contratti nuovi che riguardano appunto gli alloggi popolari avranno una durata di 5 anni. E questo è importante anche ricordarlo, una durata di 5 anni. L'ISEE verrà chiesto ogni anno, non solo in questa fase, ma ogni anno verrà chiesto e bisognerà sempre essere all'interno dei parametri. Se non si è all'interno dei parametri, da quel momento scattano 2 anni di tempo per liberare l'alloggio o appunto rientrare nei parametri. Ecco, che proposte per risolvere queste problematiche che sono emerse, quindi questo cambiamento radicale, che proposte fate voi? Sì, allora prima di tutto abbiamo chiesto alla Regione Veneto che ci metta nelle condizioni di verificare i calcoli del canone. Su questo ha aperto la disponibilità, nel senso che i canoni sono stati tutti calcolati direttamente dalla società informatica presso la Regione Veneto. Agli ATER gli sono stati comunicati i risultati, ma tutto ha fatto la Regione Veneto. Noi siamo per chiedere che questa piattaforma informatica venga messa a disposizione anche delle associazioni dei sindacati degli inquilini che possano appunto interloquire e verificare i conteggi. Seconda, non tutti gli appartamenti hanno un livello di vetustà come riportato nel calcolo fatto dalla Regione. Quindi sono più... E qui secondo noi abbiamo margine per dire che insomma quel livello di vetustà non è corretto. Terza cosa, utilizzano i valori OMI che sarebbe l'osservatorio mobiliare italiano, che ti dice se tu hai una casa ad Arcella mediamente ha quel valore. Ecco, quella di Arcella probabilmente non ha lo stesso valore della casa di Cadone, che per dire adesso, Sì. E qui invece hanno utilizzato questi valori medi di tutta la provincia. Quindi senza soggettività. Senza soggettività. Ecco, questi sono elementi su Intanto quali... io chiedo alla regia se ci mette in onda le sedi del SICET presenti a livello regionale mentre finiamo questo discorso, perché siamo in chiusura. Sì, ecco, per cui riassumendo, siamo per chiedere... Poi il discorso dell'IVA anche da tener conto. Siamo per chiedere all'unisono, prima di tutto, l'innalzamento del limite di 20.000, sul quale non ci siamo, che eventuali aumenti oltre il 30% siano graduati negli anni, per cui gradualità nell'aumento, che come ci aveva detto anche l'assessore e anche l'ufficio regionale, questo canone sopportabile non debba superare il 25%, ma non sui lordi, sui netti, e non tiene in considerazione il fatto che dopo c'è l'IVA, che questa è anche una novità, e delle spese condominiali, perché quelli comunque sono costi fissi che l'inquilino deve pagare ogni mese.
Per cui E principalmente... la possibilità di riscattare l'alloggio anche. Ecco, in questa fase appunto c'è anche, noi invitiamo gli inquilini, visto che anche i tassi sui mutui sono molto bassi, di valutare la possibilità di riscattare l'alloggio. Però anche qua non sempre l'ATER mette in vendita tutti gli Certo. appartamenti, ma solo quelli che insomma fanno parte del piano di dismissione. Perfetto. Farete qualche azione prossima? Allora, noi attendiamo adesso il lavoro di tutti i tavoli tecnici provinciali, il lavoro che deve arrivare con tutte le osservazioni dei casi limite anche entro il 30 di novembre. Si riunirà questo tavolo tecnico dove faremo una proposta alla Giunta di modificare quel regolamento di cui le parlavo all'inizio, Certo. e che vada proprio incontro alle esigenze che abbiamo qui evidenziato. Noi aspettiamo i risultati fiduciosi. Bene. Grazie ancora di essere stato qui con noi, grazie a FNP CISL di aver consentito di aprire questa pagina molto importante. Avete visto le sedi, rivolgetevi oppure chiamate le sedi anche FNP CISL del sindacato pensionati, che poi vi manderanno agli organi più opportuni per poter risolvere queste tematiche, e fate in fretta perché, come ci diceva, i termini ormai sono quasi scaduti, insomma, sostanzialmente. Buon proseguimento, alla prossima.